Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro online che ha visto convergere alcuni professionisti e rappresentanti di Confartigianato Imprese Vicenza insieme a una decina di docenti Engim provenienti dai CFP di Padova, Treviso, Verona e Vicenza, con l'obiettivo di analizzare il contesto attuale e futuro del settore termoidraulico. I fabbisogni formativi richiesti oggi dalle aziende richiedono un'attenzione costante all'evoluzione delle tecnologie in ambito di riscaldamento e refrigerazione e rispetto a questo le solide competenze di base che la scuola offre ai propri studenti devono essere integrate con sempre maggiore concretezza da quelle conoscenze specifiche che solo le imprese possono offrire. Ugo Pasquale, direttore territoriale Engim Veneto, Vicenza, Padova. Il mondo della scuola di solito è descritto come un mondo che fa fatica ad innovarsi. In realtà i centri di formazione professionale sono molto dinamici e riescono sempre a cogliere al volo quelle che sono le necessità anche da un punto di vista formativo. Quindi il nostro obiettivo è quello di portare e di trasformare questa collaborazione in competenze acquisite da parte dei ragazzi e soprattutto anche in tecnologia che ci permetterà di essere sempre al passo con i tempi e rispondere sempre al meglio alle esigenze delle aziende. Pur essendo nel mondo della formazione, una vivacità così importante da parte del mondo dell'artigianato potevo anche non conoscerla a fondo e non immaginarla completamente. Devo dire che questo universo è un universo che a noi può portare moltissimo e bisogna fare i complimenti perché con questa collaborazione noi abbiamo anche il polso della situazione, abbiamo il sentore di quella che è la realtà e di quelle che sono le necessità oggi del mondo del lavoro. L'interesse del mondo dell'impresa artigiana per la formazione dei giovani che oggi si stanno preparando per un futuro nel settore diventa allora un legame da sostenere e rafforzare per far crescere in loro il desiderio di proseguire nel cammino intrapreso. Ma investire nello sviluppo delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro diventa anche l'opportunità per le imprese della termoidraulica di continuare a garantire la presenza di professionisti preparati nel corso dei prossimi anni. Noi come scuola vogliamo proporre una figura professionale che è quella del settore termoidraulico, dell'operatore termoidraulico, all'avanguardia e che risponda perfettamente alle esigenze degli operatori del settore. L'incontro ha sottolineato fondamentalmente alcune cose, che la scuola ha un compito, quello di preparare per i ragazzi nelle loro competenze professionalizzanti, nelle loro competenze trasversali, ma soprattutto nel far crescere passione e motivazione. Per quanto riguarda invece il mondo delle imprese, devono aprirsi alla scuola, devono aprirsi perché la scuola entri nelle aziende e soprattutto, parlando del settore termoidraulico, la necessità e la possibilità di far sperimentare quello che è lo spirito imprenditoriale. Questa è una carta vincente per il futuro. Ci sono tanti ragazzi che possono diventare degli ottimi tecnici, degli ottimi operatori, bisogna solo che si faccia un lavoro congiunto, un'azione congiunta per arrivare a dei traguardi che siano significativi. Una collaborazione che permette alle tante imprese artigiane di formare i professionisti del domani, anche anticipando le competenze richieste ai futuri termoidraulici. Oggi il lavoro del termoidraulico è cambiato rispetto al passato. Oggi il termoidraulico si occupa di realizzare centrali termiche complesse, si occupa di gestire la regolazione, il sistema che controlla l'impianto di riscaldamento anche da telefono, da computer o da app. È nostro dovere come dirigenti di Confartigianato e come imprenditori del settore termoidraulico collaborare con la scuola affinché gli studenti che dopo si metteranno nel mercato del lavoro siano preparati ad affrontare queste tipologie di lavoro. Questa è stata la prima tappa, seguiranno degli altri incontri, degli altri momenti sia con gli insegnanti che con gli studenti per poter fornire le indicazioni e i suggerimenti necessari.